verso la Puglia e soprattutto verso la Calabria. Si disperderanno in valli lontane dal mare, in centri che alte montagne possono proteggere dal pericolo di altre invasioni. Tra l'Aspromonte a sud e la Sila a est e a nord, a picco sulle fiumare aride e accecanti, un'antica via porta a San Giovanni Vecchio. Monaci bizantini edificarono queste mura tra l'XI e il XII secolo. Rovine, oggi, di quello che fu importante luogo di preghiere e di studio, centro religioso e al contempo di radiazione culturale, ma anche colonia agricola. I monaci lavoravano la montagna a terrazze, creando ricche coltivazioni. Questo che sopravvive spontaneamente è un campo di cicuta. Con essa e con altre erbe i monaci facevano farmaci. Le tavole dell'antico erbario di Pedanio Dioscuride sono eloquente testimonianza di questa attività tramandatasi fino al Medioevo. Miniature come reperto prezioso e forme della natura come misura del tempo. In questo ulivo che s'avvolge in spire concentriche, quasi il simbolo di un passato remoto che raggiunge il presente. A non grande distanza da Stilo, il capolavoro di questa architettura dei bizantini dell'Italia del Sud. La piccola chiesa detta la Cattolica. Espressione purissima di un bizantinismo che in terra italiana matura in una sua identità inconfondibile. La Cattolica sorse nel X secolo e intatta compie il suo millennio continuando a dominare valli e cime d'intorno. Oltre le quali, più a nord, sono altre e numerose tracce della presenza dei bizantini nel meridione italiano. Nella vegetazione incolta d'un profondo vallone della Calabria centrale inquadriamo i resti dell'XI secolo della chiesa e del monastero di Santa Maria di Tridenti. Il Tridente? Il dio Nettuno? Il nome fa supporre sorgesse qui, prima della chiesa cristiana, un tempio pagano. Ne affiorano reperti tra le rovine. Capitelli ionici appaiono come non casualmente murati al contrario, quasi a voler affermare, in questo segno rovesciato, la diversità del tempo cristiano da quello precedente. Antiche pietre, forme superstiti, aiutano a evocare l'ombra di un famoso uomo di cultura del tempo bizantino di Calabria, Cassiodoro, personaggio del VI secolo, per molti anni ministro di Teodorico. Durante la guerra gotica si fece monaco e si ritirò nei propri latifondi nel sud Italia, ove creò un monastero, il Vivario, di cui nulla ci resta se non un'immagine, e si tratta ancora una volta di una miniatura. Fra quelle mura, egli fece copiare dai suoi monaci testi latini e forse greci, e riunì preziosi codici portati, chissà, da Roma, da Ravenna, dall'Oriente. Altri monaci del tempo bizantino scelsero luoghi di preghiera e di riflessione più umili, ben più modesti di quelli sin qui ricordati. Grotte sparse attorno a Matera furono per secoli abitate e decorate da monaci, i cosiddetti basiliani. Con loro la creatività mistica e severa dei bizantini si esprime in forme più semplici e ingenue che altrove,
ma non per questo meno affascinanti. Nella grotta cappella, detta Madonna della Croce, restano tracce di una secolare frequentazione nei segni sulla pietra calcarea. Sul fondo, appena macchie policrome, resti di alcuni affreschi. Nella grotta di Santa Barbara, il gioco degli archi ci conduce alla cappella. Anche nella grotta di San Nicola dei Greci ci sono affreschi che il tempo e l'incuria degli uomini hanno in gran parte deteriorato. Ma il segno dell'ignoto artista bizantino documenta anche qui la presenza di una pagina scritta. Evoca la vita quotidiana, volta sì alla preghiera, alla contemplazione, mai disgiunta però dal rapporto con una cultura, una matrice originaria alla quale tutti i bizantini d'Italia, i più dotti come i più umili, vollero sempre restare fedeli. Infine, la grotta dedicata a Santa Lucia delle Malve. Creazioni preziose in materia povera, affreschi nelle nicchie di calcare. Forme e colori di un San Giorgio nelle vesti di soldato di Bisanzio. Sentinella vigile, ma dimenticata, di un'area vastissima che ancora molto ci potrà rivelare sul tema di una civiltà che segna profondamente l'Italia del Sud. La desolazione e il senso d'abbandono d'oggi non debbono trarci in inganno. Taluni centri furono gangli di un sistema civile e religioso che ebbe un importante riflesso culturale. La piccola cappella del Pilerio ci apre il cammino verso Rossano Calabro, dal VI secolo roccaforte dei Bizantini, capace di resistere, inespugnata, a ripetute incursioni degli arabi. Anche per questo, quasi fosse una capitale, ospitò alti dignitari dell'impero. Nel X